Nessun passo indietro e tolleranza zero. L'amministrazione di Palazzo dei Giganti va avanti per la propria strada sulla tassa di soggiorno che dopodomani entrerà in vigore ad Agrigento. Il pressing degli operatori del settore, che su alcuni punti hanno manifestato piena contrarietà, non ha sortito gli effetti sperati. Le speranze si sono infrante nella lunga ed infuocata riunione di ieri che si è tenuta in un hotel cittadino per fare il punto della situazione alla vigilia del semaforo verde pronto dunque a scattare. Il sindaco Firetto non ha mostrato segnale di tentennamento e ha annunciato che la tabella di marcia sarà rispettata. Diverse le criticità sollevate durante l'incontro rispetto allo strumento attuale predisposto dall'amministrazione attiva e votato dal Consiglio Comunale. Secondo gli operatori è mancata la concertazione sia nello stabilire la gradualità delle tariffe, sia nel disporre l'avvio della riscossione in piena stagione estiva. Un problema quello di dover far pagare l'imposta a chi la prenotazione l'aveva già effettuata mesi fa, quando la tassa di soggiorno era solo in cantiere. Netta e dura la reazione di un tour operator che ha annunciato la volontà di non far pagare il balzello ai propri clienti. Balzello che saranno gli stessi titolari di alberghi e B&B e più in generale delle strutture ricettive a dover incassare, facendo riferimento ad un'apposita piattaforma online per conto di Palazzo dei Giganti. Una deroga è stata concessa comunque alle prescrizioni stabilite, frutto del confronto con le associazioni di categoria. Riguarda una parziale revisione al ribasso delle tariffe per chi utilizzerà le strutture oltre il terzo giorno. Superato questo tetto temporale, infatti scatterà uno sconto del 10% del costo. Ricordiamo che la tassa va da 1 euro a 3 euro a notte a persona, in base alla tipologia della struttura.